Mose, una ferita che prima o poi si rimarginerà per il Veneto? Per fortuna il tempo è padre di guarigioni. Dal punto di vista giuridico direi che la situazione è a buon punto. Come tutti sanno sono state definite molte posizioni e il processo è nella fase dell'indagine preliminare. Quando e poi e come il Mose cominci a funzionare, questo è un aspetto tecnico che noi non siamo in grado di definire, ma confidiamo che i tempi saranno rispettati. Sempre difficile lavorare in questo Stato per la giustizia, assicurandola in libertà? Beh, tenuto conto delle risorse che abbiamo, le difficoltà esistono, però è anche vero che la magistratura gode e continua a godere per fortuna di indipendenza ed autonomia e questo la rende libera e svincolata da qualsiasi condizionamento. L'ausilio delle forze dell'ordine è fondamentale e ci consente di mantenere un buon livello di operatività. Quello che manca è essenzialmente il supporto amministrativo nell'organizzazione giudiziaria, cioè i dipendenti del Ministero della Giustizia, i nostri cancellieri, i nostri segretari, che vengono continuamente ridotti per varie ragioni di bilancio, di limiti di età. Ecco, il rallentamento della giustizia oggi dipende essenzialmente da questo, mancanza di risorse soprattutto per gli ausiliari amministrativi.